Possiamo uscirne vivi? Uscirne vivi e mettere limiti. Allora, su un'azienda, se produce quelle sostanze, vanno analizzate tutte. Non ci sono i limiti. L'Istituto Superiore di Sanità deve correre immediatamente, mi sembra sia il suo ruolo, a darci un limite. Riconosce quella sostanza all'interno di un gruppo e darci un limite. Finora alcune sostanze qui in Italia non hanno limiti. Anche per gli inquinanti naturali? Per gli inquinanti naturali, per fortuna, non ci sono tante molecole strane. Le molecole più pericolose le costruisce l'uomo. Negli ultimi anni abbiamo costruito molecole utili e meno utili, perché poi ci sono anche, c'è anche il business all'interno, o molecole che all'inizio, magari anche per chi le produceva, non erano dimostrate. Abbiamo visto medicinali ritirati in tutti questi anni perché poi si sono riscontrate molecole, non è che gli inquinanti naturali si conoscono e si possono prevenire, e ci sono anche tutti i limiti. I naturali non mi preoccupano, purtroppo i naturali tipo arsenico, radon sono inquinanti pericolosissimi, cancerogeni, e non c'è informazione. Lì manca l'informazione al cittadino, lì manca la sensibilizzazione, manca la ricerca. Le soluzioni ci sono. Purtroppo mi fanno più paura le sostanze che non hanno ancora un limite. Ultimo studio, 2500 sostanze, interferenti endocrini, parliamo di migliaia, ma ragazzi, per un'acqua potabile si analizzano 40-50 sostanze, 50-60 parametri al massimo, e basta. Le altre migliaia non vengono analizzate. E non viene connesso, ovviamente, quindi non vengono creati i nessi logici tra queste sostanze e poi le malattie che si diffondono. No, perché purtroppo qui si tende a fare l'errore che per prevenzione o per prova, questi inquinanti, queste sostanze facciano male o no, si aspettano i morti. Non si devono aspettare i morti. In teoria sono già stati fatti degli esperimenti prima. Se si hanno anche dei dubbi, non si può dare per certezza che la molecola non faccia male. Quindi anche il rischio, la precauzione nasce intrinsecamente da queste prove, cioè se io ho un dubbio non lo posso ammettere con tutte le liberatorie. La sostanza andrebbe fermata, studiata, limitata nelle sue concentrazioni. Possiamo respirare anche dell'arsenico, ma in numeri molto piccoli. Possiamo anche toccarlo, ma in numeri molto piccoli. Anche il radon lo respiriamo anche adesso. Siamo a 20 becquerel metro cubo in questo momento, non ci porterà alla morte. L'OMS dice sotto i 100 di media, ragazzi, è un rischio più che accettabile, non ci sono problemi. A Montevenda andavano, un caso che ho seguito direttamente e indirettamente, eravamo a 40.000, 50.000 becquerel. Con quei numeri effettivamente dopo 20-30 anni, ecco un'altra cosa dobbiamo imparare, che una sostanza non è come una caduta o un martello che mi cade, mi ha schivato il piede e mi è andata bene. In quel caso ti è andata bene. Oggi lo respiri, non sai magari in che quantità, e poi lo paghi dopo 20, 30, 40 anni, o potrebbe pagarlo tuo figlio che generi fra 10 anni, 5 anni, 2 anni, o che stai generando in quel momento, nei primi 2-3 mesi. Questo fanno le molecole, a meno che non finisci dentro il bagno di FAS, e allora muore negato come finissi anche una vasca d'acqua. Sono molecole che possono causare danni a lungo. L'etichettatura almeno da qualche anno è chiara, mette la sostanza, almeno quello a catene a 8 atomi, tra quelle sostanze pericolose. Le hanno dismesse finalmente, ecco. Però mancano gli studi sulle altre, mancano studi, ma mancare studi non vuol dire devo aspettare i morti, e allora lo studio c'è. Ci sono altri studi, abbiamo visto anche questo adesso delle cozze verdi che creano danni, eccetera eccetera. Non è che noi siamo solo un po' più grandi, però viviamo un po' più a lungo, anche noi accumuliamo, quindi attenzione, lo sanno, gli esperti lo sanno, non è il mio lavoro, conosco questa appendice, ma Lo sanno gli esperti e lo sanno anche le aziende. le aziende sono interconnesse. Mi sembra di aver letto dai giornali che quando negli USA la sostanza viene fermata, la sostanza viene comprata qui dalla Miteni, la Miteni continua a costruirla. Ci sono articoli di Panorama, mi sembra di più di un decennio fa, che parlava già di questo, però i limiti non venivano messi.
stati messi. Come non sono stati messi? In Europa io credo che il nostro Istituto Superiore di Sanità abbia collegamenti con i loro esperti in Europa, con i colleghi europei, e facciano anche riunioni, assemblee.